tra la vicepresidente della Commissione europea Reding e il ministro italiano Moavero Milanese è stata un'occasione per i sostenitori del no al rigassificatore a Zaule di far sentire la propria voce. In 200 hanno manifestato davanti alla stazione marittima, allora vediamo com'è andata Silvia Sterna. Circa in 200 hanno manifestato a Trieste davanti alla stazione marittima per tutta la durata dell'incontro Reding-Moavero, con striscioni, slogan, bandiere. Avere nel capoluogo Giuliano la vicepresidente della Commissione europea era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Quale interlocutore migliore, infatti, per ribadire il no al rigassificatore di Zaule, visto che il 2 ottobre Bruxelles ufficializzerà la lista dei cosiddetti progetti energetici strategici e prioritari. Il timore che tra questi vi sia anche l'impianto di rigassificazione firmato Gas Natural non fa dormire sonni tranquilli più di qualcuno in città. Per questo oggi in piazza non sono scesi solo gli ambientalisti, ma anche molta gente comune ed esponenti di spicco di alcuni partiti politici. L'Europa non deve dare corda al governo Letta che continua a tergiversare, a dire lo faremo, troveremo una soluzione. Questo rigassificatore a Trieste non si deve fare, l'intera politica energetica in Italia deve essere ripensata e in primis si parte a non fare rigassificatori in questo golfo che sarebbe un disastro per l'ecosistema. Io sono per l'ecologia e per l'economia. Il rigassificatore è contro l'economia e contro l'ecologia. Trieste non vuole che ci siano cose come il rigassificatore o l'alta velocità che stanno distruggendo la sua natura. Che la Commissione europea si renda conto che questo progetto è fortemente contrastato a livello locale e che non si appiattisca, come purtroppo mi pare finora sia avvenuto, la Commissione europea sulle posizioni del governo italiano, ma assuma una posizione propria tenendo conto di quello che dice la gente. Confidiamo in questo interesse della Reding eventuale e comunque della politica che si metta in moto finalmente anche da parte nostra locale di far sentire la voce sia del comune, della regione, della provincia a livello politico nazionale. Oggi i manifestanti sono riusciti a consegnare alla Reding alcuni articoli e documenti tradotti in inglese, ma se ad ottobre la Commissione dovesse dar luce verde al rigassificatore di Zaule, i dissidenti promettono azioni ben più incisive. Vedremo come evolve la situazione e credo che bisognerà continuare non solo a scendere in piazza per dire no, ma forse fare anche qualche atto un po' più forte. L'offesa di questo rigassificatore che il governo italiano con ottusa protervia continua a voler collocare nel cuore del nostro golfo e del nostro porto, ignorando il no compatto del comune, della provincia, della regione e dell'autorità portuale. Governo e Unione Europea non possono imporre a Trieste ciò che la comunità e gli enti locali hanno già respinto al mittente, ribadendo unanimemente il no al rigassificatore di Zaule. E questo è il leitmotiv della manifestazione organizzata in occasione della visita in città del commissario europeo Viviane Reding e del ministro Moavero Milanesi. In piazza assieme i rappresentanti di WWF, Legambiente, Comitati Notave di Salvaguardia del Golfo, Trieste Libera e le rappresentanze politiche del Movimento 5 Stelle, Rifondazione e Comunisti Italiani. Ci sono messaggi contrastanti, se il territorio, compresi noi, ha una posizione definita contraria al rigassificatore, c'è ancora un'ambiguità sia a livello europeo sia a livello italiano. Pochi giorni fa Letta si è espresso chiaramente a favore del rigassificatore. Non credo ci sia un triestino favorevole a questa ipotesi perché è veramente un suicidio. Avremmo un porto deserto, cioè solamente con le navi gasiere, avremo un inquinamento marino insostenibile, avremo un rischio per le nostre vite insostenibile perché nessun rigassificatore al mondo è mai stato posto in un catino come l'Alto Adriatico. A far infuriare il fronte del no la posizione dell'attuale governo che ha dichiarato strategico l'impianto di Trieste includendolo nell'elenco delle infrastrutture prioritarie e quella della Commissione europea che ha invitato l'Italia ad accordarsi con Slovenia e Croazia per superare le loro obiezioni al rigassificatore. Il timore insomma è che le istanze locali vengano scavalcate. Che siamo dal 2006 che ne parliamo, discutiamo, manifestiamo, portiamo anche le nostre istanze. Ci sono anche dei pareri scientifici, ci sono dei ricorsi al TAR, per cui non capiamo il perché questo progetto sta andando avanti. Ma noi stiamo protestando contro questa Europa che se ne strafrega di quello che dicono i cittadini. Anche per quel che riguarda l'approvvigionamento energetico e quindi i rigassificatori, la gente deve saper dire la propria e c'è da tutelare non soltanto il lavoro o il turismo, la pesca, ma anche l'ambiente di questo nostro golfo.
Trieste venisse dichiarata strategica, Gas Naturale avrebbe una barca di milioni di euro dall'Europa per costruire l'impianto e poi 900 milioni da noi, dalle nostre tasche, per garantirne il funzionamento. I soldi che Gas Naturale dovrebbe vedersi riconosciuti sono 1,5 miliardi circa di euro. Bene, allora la domanda è: perché buttare via questi soldi? Forse perché in questo immenso sperpero, in questo immenso guadagno per pochi, c'è qualche beneficio che tocca anche gli snodi decisori. Comunque il senso finale è questo, che il rigassificatore a Trieste ci metterebbe in pericolo, sterilizzerebbe il mare, comprometterebbe l'operatività del porto. In compenso ci farebbe pagare il gas a un prezzo maggiore. Come detto, se non mi credete, gli articoli sono lì sul sito del Corriere e di Repubblica e, come direbbe Giovannino Guareschi oggi, digitate gente, digitate.